Venerdì 21 febbraio 2025, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour a Belluno, Marco Crepaz ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta in Comelico chiuso 3 giorni, lavori complessi, le limitazioni notturne non bastano, dal 7 al 9 marzo altri disagi alla circolazione per residenti, pendolari e turisti. Stop al traffico in galleria nel fine settimana a causa del cantiere, primo blocco diurno della serie. E adesso la galleria del Comelico, il cantiere infinito deve chiudere anche di giorno, non solo di notte, un intero fine settimana allungato, 3 giorni e mezzo, e non sarà la prima e unica volta che capiterà, visti i disagi continui provocati dal cantiere della galleria. Un cantiere che durerà più di un anno, per ora si cerca almeno di tamponare. La galleria non verrà chiusa da venerdì 28 febbraio da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo come ipotizzato, fine settimana ricco di appuntamenti, ma dal 7 al 9 marzo, dicono i sindaci. L'approfondimento di Dalmassa, pagina 34. Lettera ai sindaci del Veneto, notizia a firma di Berlinghieri che troveremo a pagina 10, i medici di base contro la riforma, sbagliato farci diventare statali. Lettera della FIMG ai sindaci del Veneto, no alla riforma che prevede il passaggio dei medici di base sotto lo Stato. Belluno, costi alle stelle e pochi studenti, chiude i battenti liceo Lollino. Il liceo classico scientifico Lollino del seminario gregoriano di Belluno chiuderà alla fine di quest'anno scolastico. L'approfondimento di Micheli a pagina 25. La foto di copertina, i bachi da seta di Villa Zuppani, polo di biodiversità. Lo storico complesso verrà ristrutturato e aprirà al pubblico, si coltiveranno anche le more da gelso. Vediamo in questo scatto gli operatori del cantiere della provvidenza di Villa Zuppani che gestiscono il gelseto per i bacchi da seta. L'approfondimento di Alessia Forzin lo troveremo a pagina 21. Carabinieri di Cortina, cantieri regolari, multate 12 imprese, l'approfondimento a pagina 32. Belluno, la ricerca, cosa manca nei borghi che si stanno spopolando. Perché i borghi bellunesi si stanno spopolando? Perché mancano asili, scuole, ma anche la banda larga. In molte zone mancano anche negozi di vicinato, farmacie, librerie, edicole e banche, tanti servizi assenti. L'approfondimento di Cason a pagina 20. Un richiamo dallo sport, domani e domenica la Final Four di Coppa Italia a 3, si parla di pallavolo, il grande volley a Longarone, l'approfondimento di Dapoian da pagina 41 a pagina 44. E sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, Germania al voto, a nord-est cresce l'attesa delle imprese, domenica elezioni del Bundestag. Questi richiami presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano ci porta a Cortina d'Ampezzo, Olimpiadi, multe e 3 ditte bloccate, controlli dei carabinieri nei cantieri delle opere per i giochi e in quelli di altre ristrutturazioni, sanzioni per 100.000 euro, scoperte violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro, rispettate invece le regole sulle assunzioni e le retribuzioni. L'approfondimento di Bona a pagina 3. Fatto di cronaca giudiziaria, paziente muore dopo l'intervento, chirurgo indagato, Belluno, un'operazione di routine si trasforma in tragedia, ora l'autopsia. Una semplice operazione di routine per l'asportazione delle emorroidi eseguita all'ospedale San Martino di Belluno si è trasformata in tragedia. A perdere la vita Carlo Della Vecchia, pensionato 82enne di Belluno, l'uomo è deceduto il 13 febbraio scorso. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo, un'inchiesta che conta per ora un unico indagato, il chirurgo del San Martino che ha effettuato l'intervento, disposta l'autopsia su Della Vecchia. L'approfondimento di Bonetti a pagina 3. Longarone, altro incendio fra Igne e Soffranco, un incendio boschivo è scoppiato ieri tra Igne e Soffranco a Longarone, nella stessa zona dei roghi disastrosi di poco meno di 3 anni fa. L'approfondimento a pagina 11. E la foto di copertina è dedicata allo sport. Hockey, trofeo in passerella dopo la nuova vittoria con il Caldaro, striscioni e bandiere tricolori, Coppa Italia celebrata a Feltre. L'approfondimento di Mammani a pagina 13. Limana, rette aumentate in casa di riposo, scoppia la polemica. E ancora a pagina 10 l'articolo a firma di Scarton, Fonzaso, Terna investe 6 milioni di euro per interrare chilometri di cavi.
Notizie di spalle, Cortina, albergatori, tariffe agevolate per l'energia, l'articolo di Di Bona ci aspetta a pagina 12, Feltre, tesoretto al bancomat, complimenti ragazzi, l'approfondimento di Scarton a pagina 10. E sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Vivo Azzurro, la TV della LND sceglie la sfida fra Dolomiti e Campodarsego per domenica 9 marzo. Il personaggio Compagnoni, parole di neve di leggenda ai maestri di sci, l'approfondimento di Fontanive a pagina 15. E ancora Belluno, la diocesi chiude l'Ollino, una decisione sofferta. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio in prima pagina a questa chiusura di uno storico istituto scolastico bellunese. L'articolo a firma di Santin lo troviamo a pagina 2, quindi andiamo direttamente a pagina 2 con l'articolo di Giovanni Santin. L'Ollino, solo 9 iscritti, chiudiamo la decisione della diocesi, una sofferta consapevolezza di quanto fatto in tutta la sua stagione di attività didattica. Già l'anno scorso l'istituto fu vicino alla fine, poi la proposta di scuole per crescere, che però non ha mantenuto gli impegni. 9 iscritti al prossimo anno scolastico, 10 a quello in corso, 15 2 anni fa, addirittura 8 per il 2022-2023. Alla fine i conti non sono tornati e per questo, cioè per una decisione legata al bilancio e alla possibilità di sostenere i costi di gestione, che il Collegio dei Consultori ed il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici hanno deciso all'unanimità che il Liceo Classico Scientifico Alvise Lollino, istituto paritario di proprietà del Seminario Gregoriano di Belluno, chiuderà le sue attività didattiche alla fine di questo anno scolastico. La decisione è arrivata nel corso della riunione congiunta tenutasi lunedì 17 febbraio presso la Curia Diocesana. La comunicazione ufficiale è arrivata nella serata di ieri, quando sul sito della diocesi è comparsa questa nota. L'istituto, sottoposto a diverse verifiche nel 2017, nel 2023 e più recentemente nel gennaio 2025, ha mostrato difficoltà gestionali ed economiche tali da rendere insostenibile la prosecuzione delle attività. La sessantina di studenti che ancora devono terminare il liceo si dovranno trasferire in un altro istituto. Sempre da questa pagina, sangue dopo l'operazione, poi la morte, chirurgo indagato. Carlo Della Vecchia è deceduto a 82 anni dopo un intervento per le emorroidi eseguito a fine gennaio al San Martino. La procura ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio colposo, disposta anche l'autopsia. E ancora Vajont, gli avvocati imputati che era impossibile difendere quella sentenza nelle scuole. L'approfondimento di Olivia Bonetti vi aspetta sempre a pagina 2. Noi invece continuiamo con pagina 3, il richiamo l'abbiamo avuto sia dalla prima pagina del Gazzettino che dal Corriere delle Alpi. Siamo a Cortina, cantiere setacciati dai carabinieri, 3 sospesi, multe per 100.000 euro, rilevate irregolarità sul piano della sicurezza degli operai, tutto in regola sul fronte del rispetto delle norme contrattuali. E a proposito di edilizia e welfare, il regolamento diventa accessibile a tutti. L'appuntamento in questo caso è per questa mattina a Longarone Fiere in occasione della fiera Costruire. Passiamo invece a pagina 5, notizia che ci porta nel capoluogo. Viabilità del futuro, varato il piano. Dal lungo studio sul traffico in città sono emersi i nuovi PUMS e PGTU che ora dovranno essere approvati dal Consiglio. L'obiettivo è fluidificare i punti come la rotonda della Cerva o la statale 50 con oltre 26.000 veicoli nelle ore di punte. E in questa pagina troverete anche una mappa che indica appunto la mobilità sostenibile con le modifiche che dovranno essere fatte per rendere appunto più fruibile la viabilità del capoluogo bellunese. Nel report delle abitudini dei bellunesi, diffuso l'uso dell'auto privata, ma il 5% va a piedi. Va in crisi ipoglicemica, malore in auto, la polizia lo porta in ospedale e lo salva. Notizia a lieto fine, è accaduto ieri sera di fronte al Parco Bologna, provvidenziale la volante, notizia che riguarda sempre il capoluogo bellunese. Passiamo invece a Feltre con pagina 7, stadio, arrivano i fondi per rifare gli spogliatoi. Il comune ha ottenuto un contributo da 100.000 euro per ricostruire i locali, ma non dimentichiamo le frazioni dove le aree sportive sono punti aggregativi. Notizia di spalle, Parco, via libera al nuovo piano, ora voto in aula, la commissione ha detto sì, sostituirà quello datato nel 2000. E continuiamo con pagina 10, tesoretto restituito, un esempio, il plauso della sindaca Fusaro agli studenti del Dal Piazza che in gita ad Atene hanno trovato e consegnato 100.000 euro e l'assessore Colle: è un gesto che ci rende orgogliosi, conferma il lavoro positivo che viene fatto nelle scuole. Santa Giustina, nuovo campo sintetico per la Plavis, il sindaco: non usate le tribune.
In notizia che ci porta sempre a Feltre, l'addio dell'USL allo psichiatra Sergio Celletti. È scomparso all'età di 77 anni Sergio Celletti, primario del reparto di psichiatria di Feltre per tanti anni fino alla meritata pensione. Siamo Rimana, polemica, casa di riposo, rette rincarate, l'opposizione chiede chiarezza, la tariffa quotidiana ritoccata di 2,50 euro, 75 al mese, un vero salasso. Interrogazioni dei gruppi di minoranza in aula per capire le cause degli aumenti. L'articolo è a firma di Federica Fant. Longarone, microplastiche, Certotica studia come riciclarle. Ancora da questa pagina del Gazzettino di Belluno, Agordo, il vicino non risponde, lo cerca e lo vede morto sul pavimento della cucina. Un malore improvviso potrebbe essere la causa del decesso del 74enne Giancarlo Manfroi, residente a Ponte Alto, frazione di Agordo. Erano le 10:30 di ieri quando una telefonata giunta alla caserma dei vigili del fuoco di Agordo avvisava di un uomo a terra all'interno della propria abitazione. I pompieri hanno impiegato poco tempo per raggiungere il borgo, formato da un piccolo gruppo di case e distante circa 1 chilometro dalla loro sede. Un uomo ha raccontato al personale di soccorso di essersi preoccupato per non aver visto né sentito il proprio vicino di casa, così ha suonato ripetutamente il campanello dell'abitazione al piano terra ma senza averne risposta. Allora, insospettito, ha guardato dalla finestra all'interno della casa ed ha notato il corpo disteso sul pavimento della cucina accanto al tavolo da pranzo. Siamo a Cortina, era occhio di riguardo per gli hotel. Il gruppo che fornisce energia elettrica e gas stipola un accordo con gli albergatori della Conca, tariffe di favore in vista dei giochi. Per quelle strutture con consumi maggiori sono previste condizioni favorevoli e piani di intervento personalizzati. E sempre da Cortina, carnevale, bambini protagonisti ma spazio alla satira, tutto pronto nella Conca per la festa da giovedì a martedì grasso. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima notizia la troviamo a pagina, andiamo avanti, eccoci qui, eccoci arrivati, siamo a pagina 19, questa è la notizia principale che apre le pagine appunto del Corriere delle Alpi riferite al territorio bellunese. Manca il personale al bancone tra i tavoli, i locali chiudono o riducono la capienza. La gelateria Delizia sospende l'attività fino a quando non troverà un dipendente. Il bon tailleur scende da 60 a 40 coperti. Questa la notizia principale che troviamo nell'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. La fattoria Orto Alpino si affida al passaparola per garantire il servizio in sala. E arriva un appello ai giovani di Dalpoz, direttore di Ascom: è una professione che si sta trasformando, sarà più gratificante. Gli articoli di Paola Dalanese vi aspettano in questa pagina del Corriere delle Alpi. Noi continuiamo con pagina 20, pubblici e privati, i servizi sono assenti, ecco perché i borghi si stanno spopolando, asili, scuole, banda larga sono meno presenti rispetto alla pianura, ma a mancare sono anche negozi, farmacie, librerie ed edicole e banche. L'analisi a firma del sociologo Diego Cason: la rarefazione degli esercizi commerciali è la causa e l'effetto dello stesso fenomeno. Continuiamo con pagina 21, questa è la notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Progetto di restauro varato dalla provincia, Villa Zuppani nella Via della Seta. Il cantiere della Provvidenza porta in dote 1,7 milioni di euro, l'obiettivo far diventare il compendio polo della biodiversità. Il cantiere coltiverà anche le more dal gelso e aprirà il museo della gelsipachicoltura. Ascoltate di più i vostri figli, l'antidoto al disagio giovanile, parla Virginia Giuffrida, presidente di Margherita Fenice. L'8 marzo un incontro sul delicato tema. Siamo a pagina 22, l'approfondimento del Corriere delle Alpi a firma di Gigi Sosso. La presidente Ferrari è già in pole position, non sarò la sola novità, arriva un giudice civile. Il magistrato che succede ad Antonella Coniglio è stata ieri in città, conosco bene questa provincia e la mia è stata una scelta di vita.
Il dramma di Sopracroda, niente scarcerazione, Gasperini resta dentro per il tentato omicidio. Prima settimana la giudica per Ornella Gasperini e non sarà l'ultima perché gli avvocati difensori Antonio Prade e Massimo Montino non hanno presentato alcuna istanza di scarcerazione per la donna di Sopracroda, che secondo la Procura della Repubblica ha tentato di uccidere il vicino di casa Giovanni Casol. Allo stato dei fatti è più probabile la richiesta di una perizia psichiatrica in grado di stabilire se la 46enne bellunese fosse o meno capace di intendere e volere quando ha tentato di soffocare Casol con un cuscino e colpirlo con una forbice da 12 centimetri. Si parla anche del Vanoi in questa edizione del Corriere delle Alpi. Vanoi 5 milioni di danno erariale, il bellunese in campo contro la diga, plauso per l'esposto alla Corte dei Conti del Comitato di Premiero, la progettazione va fermata. Continuiamo con Belluno, fermo rimpasto di giunta, in aula fuga in avanti del patto, venerdì 28 il Consiglio con iniziativa di Mella e Balcon sui soldi delle reti del gas. Il sindaco cerca ancora un assessore al bilancio, il primo non piaceva a tutti i suoi. Notizia di spalle, sempre dal capoluogo, anagrafe demografici, il personale poco, cosa fa il comune? Questa è l'interrogazione di Lucia Olivotto. E anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla chiusura dello storico istituto scolastico Liceo Lollino, chiude per sempre, difficoltà economiche e gestionali, l'istituto paritario di proprietà del seminario cesserà le attività alla fine dell'anno scolastico. Passiamo a Feltre, articolo di Raffaele Scottini, vecchi spogliatoi e lo Zugni Tauro sono pronti 240.000 euro. L'ANA Atletica Feltre chiede uno spazio dove ricoverare tutta l'attrezzatura, prevista la demolizione e il recupero dell'edificio opportunamente riadattato. Pagina 27, dopo 9 anni il saluto di Bottegal, i vai ai Covid, i nemici più duri. Il salto di qualità è avvenuto con gli spazi alla Zanettelli, oltre il 90% dei volontari ha risposto alle emergenze. Cambio al vertice della Protezione Civile ANA, in questo caso di Feltre. Terna in terra 2 km di elettrodotto, bella notizia che ci porta a Fonzaso, più sicurezza contro il vento forte, avviato l'iter autorizzativo al Ministero per un progetto da 6 milioni di euro sulla linea Moline-Arsier, saranno rimossi 28 tralicci e installati dispositivi per interventi più rapidi in caso di problemi. Santa Giustina, campo sintetico, è vietato utilizzare la tribuna mobile e domani invece autostorica imparata tra Feltrino e Pedavena. Parità di genere, EPTA è certificata, notizia che ci porta a Limana, nuovo traguardo per la società leader della refrigerazione. Nocivelli, le aziende inclusive generano più valore. E ancora da Limana, caso luci di Natale, troppa visibilità a un assessore, notizia che ci porta per quanto riguarda la politica del comune di Limana. Torna invece la giornata ecologica volontari convocati il 16 marzo, in questo caso l'appuntamento è con il gruppo Natura Lentiaie attraverso il comune di Borgo Valbelluna. Continuiamo, 4 operai stagionali in arrivo all'Unione Montana, parliamo dell'Unione Montana al Pago e ancora Longarone e Cassa Edile, nuovo regolamento per un welfare più accessibile. Passiamo in Agordino con Rocca Pietore, l'articolo a firma di Francesco Dalmas. Rocca Pietore estromesso dall'Istituto Ladino, scelta politica, la quota non pagata e l'amarezza del sindaco da Avare, Livinallongo e Colle Santa Lucia non ci vogliono. Rivamonte, ecco la mascherata, torna Olt da Riva e compagnia Bela. Domenica verrà riproposta la tradizionale iniziativa organizzata dalla Proloco con il gruppo Folche del Poi a partire dalle 14. Cortina, sicurezza sul lavoro, cantieri e ditte irregolari, accertamenti a tappeto dei carabinieri, sospese 3 imprese con ripercussioni in altrettante ristrutturazioni alberghiere. E sempre da Cortina, l'ex sindaco Ghedina Striglia, il comune ha fatto perdere l'entusiasmo olimpico. Secondo il consigliere di opposizione, i cittadini sono delusi dall'amministrazione, totale mancanza di comunicazione. E adesso spostiamoci in Comelico. La galleria Comelico deve chiudere anche di giorno, si tratta per le date, serve un weekend lungo per smontare alcune parti, lo stop è forse dal 7 al 9 marzo, ma non sarà l'unica volta. L'articolo sempre a firma di Francesco Dalmas. Domani all'alba invece Moreno Pesce sfida l'Olimpia, l'atleta paralimpico risalirà i 760 metri della leggendaria pista delle Tofane e sempre in Comelico Santo Stefano rischio oncologico convegno dell'USL. L'appuntamento in questo caso, vediamo se hanno pubblicato la data, non la trovo, non la vedo, probabilmente sarà all'interno con l'approfondimento. E siamo invece alla rubrica Giorno e Notte. La Salomè di Wilde denuncia allo stalking e all'amore malato e ancora musica e ritorno di Giorgia con il singolo Elettra, ora sotto con l'album.
Dalla rubrica Cultura e Società, Hammershøi, la pittura del silenzio, a Palazzo Rovella di Rovigo, una serie significativa di opere dell'artista danese, ritratti e paesaggi caratterizzati da atmosfere sospese, lentezza e colori tenui. Ma continuiamo con lo sport. Out Alcides e Tiozzo, è emergenza in difesa, sarà un 11 inedito a sfidare il Mestre, questo per quanto riguarda il calcio di Serie D. È sempre festa per il Feltre, il Caldaro si inchina di nuovo, notizia in questo caso che interessa il mondo dell'hockey, e ancora Scelpino, Super G, Maione e Tiengo, i migliori allievi in Veneto sulla Lacedelli a Cortina. Longarone Show per la Coppa Italia, l'approfondimento del Corriere delle Alpi a firma di Dapoian. Fra domani e domenica verrà assegnato il trofeo di Serie A3, si inizia alle 17 con Belluno Sorrento, biglietti quasi esauriti, l'impianto torna a respirare grande volley a molti anni di distanza dalla Serie A. E con questa notizia è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. Vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati potete visitare il sito www.bellunesinelmondo.info. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.